Ma lei ha un appuntamento con il dottor Martini? Non si preoccupi. Lei gli consegni questa lettera, vedrà che mi riceverà subito. Va bene, attendo. Prego, signore. Il mio socio Micheli mi scrive che lei ha qualcosa di molto importante da comunicarmi. Si accomodi e mi dica. Grazie. Vede, dottor Martini, io sono venuto per parlare con lei di un progetto che sta molto a cuore anche al signor Micheli. Buongiorno, signore. Buongiorno. Non mi va giù questo fatto che hanno chiamato uno da fuori. Potevamo beccarceli noi tutti i soldi che danno a quel beduino. Te l'ho già detto, è Micheli che ha organizzato tutto. Lo ha fatto perché è meno pericoloso. Secondo lui corre meno rischi. Guarda, sta uscendo. Accidenti, come se la prende comoda, però. Per me, o il colpo non gli è riuscito, è veramente uno specialista.
qualcosa è andato storto, lo sento. Ma secondo te era l'unica soluzione possibile. Se quello si è fatto beccare, lo faranno cantare certamente e lo sai cosa ti aspetta. Ma di che cosa ti preoccupi? L'ho chiamato io l'americano, non tu. Tu neanche lo conosci. E lui non sa nemmeno che tu esisti. E poi fra un'ora sarà già in volo per gli Stati Uniti. Tu sei sempre troppo sicuro di te stesso. Io invece penso che qualcosa nel piano non ha funzionato come previsto. Altrimenti a quest'ora ci avrebbero già telefonato. Rilassati. Martini deve morire, ma dovrà essere un lavoretto pulito. Tu mi conosci abbastanza bene ormai per sapere che io non lascio mai nulla al caso. A missione compiuta riavrai quel documento. E se mi rifiutassi? In Vietnam ho disertato per non uccidere. E da allora sei considerato disertore. Senza contare quello scherzetto che hai combinato qui in Italia, del quale ti dichiari innocente, Che però permetta a lei di ricattarmi. Mettila come vuoi, ma io ti sto tirando fuori dai guai. Senti, o accetti la mia offerta e ti rifai una nuova vita, lontano da qui, sotto altro nome e con tanti soldi, o non accetti e già conosci l'altra soluzione. Lei è un gran bastardo. Sarà molto meglio per tutti. Potresti persino tornare negli Stati Uniti. Con i quattrini si può fare questo e altro. Pensaci su. La pistola. Ora la lettera di Micheli per Martini che dovresti aver ripreso. Molto bene. Adesso tocca a me darti qualcosa. La lettera di credito per la banca americana, con un mucchio di soldi a tuo favore. Che fai, a fidarti? Non controlli? Il biglietto per l'aereo e il tuo passaporto. Falsificato molto bene. Direi quasi perfetto. Manca qualcosa. Ah, quello te lo ricordi, eh? Saggia precauzione. Il fuoco non lascia tracce. Tanto più che se capitasse in mano alla polizia, 30 anni di galera non te li toglierebbe nessuno. La busta doveva essere chiusa. E invece non lo è. Ma che ti frega? Ormai sei a posto, no? Te l'avevo detto che non sta bene leggere le lettere degli altri. Certo che ti avevano incastrato di brutto, eh? In gamba quel Micheli. Piantala. E sbrigati. E che sta facendo? La polizia! Accelera! Ma che sei matto? I signori vanno all'aeroporto? Sì. Allora, per favore, dia un passaggio alla signorina. Le sia guastata la macchina. È una hostess e dovrebbe già essere sull'aereo. Noi non possiamo accompagnarla. E signorina, venga! Su, faccia presto! Grazie, e mi raccomando la macchina. Se può, la faccia rimuovere e portare in officina. Stia tranquilla, ci pensiamo noi. Buon viaggio. Grazie. Tutte le mie
mie scuse, signori, ma devo assolutamente prendere servizio su un aereo che parte tra un'ora. Non si preoccupi, ancora qualche minuto e ci siamo. Dai, muoviti. Buon viaggio, signori. Grazie. Partenza volo AZ273 per Parigi, uscita numero 12. Alitalia announces the departure of flight number AZ273 for Paris. Passengers are kindly requested to proceed to gate number 12. Scusi, signorina, l'aereo per New York? Uscita 25, signore, laggiù. Preoccupate, signore? Sai, è la prima volta che viaggio, vado a trovare mio Ultima figlio. chiamata. Pan American, partenza volo numero 151 per New York. Uscita numero 25. Last call for passengers departing Pan American. Tutto a posto, ha passato il controllo. 151 for New York. Passengers will please proceed to gate number 25. Alitalia annuncia volo AZ293 proveniente da Londra. Alitalia announces the arrival of flight number AZ393 from London. Alitalia Flight 366 to Madrid, on board 362. Alitalia Flight 366. Pronto? È fatta. Martini è sistemato. E l'americano è già sull'aereo per New York. Molto bene. Bravi. Hai visto? Come ti dicevo, l'affare Martini è completamente chiuso. Semplicissimo. Adesso potrai respirare più tranquillo. Ma io sono sempre stato tranquillo. Però quell'idiota di Martini, voler testimoniare a tutti i costi davanti alla commissione d'inchiesta. I testimoni pericolosi vanno eliminati, soprattutto quando ci sono in ballo interessi tali da giustificare un'azione, diciamo pure brutale. È giusto. Vanno eliminati. Bisogna difendere il potere. Sì? Cosa? Ma ha chiamato la polizia? No, non posso crederci. Veniamo immediatamente. Era la segretaria di Martini. Ha scoperto lei il cadavere. Avverti il commissario che sto andando all'aeroporto. C'è un preallarme per un morto a bordo. Bene, maresciallo. Prego, signori, scendere. Prego, signori. La partenza subirà un lieve ritardo. Prego, signori. Prego. Prego, signori, al pullman. Prego, signori. Al pullman. Prego, signori. Purtroppo non c'è stato niente da fare, è morta. Poveretto. E pensare che era il suo primo viaggio in aereo. Una vecchietta Bisognerà così aspettare l'ordine del medico legale per poter ripartire. Eh? Bel contrattempo, eh? Cose che capitano.
proprio una vergogna tenerci qui per tanto tempo. Senza poi sapere il perché. Si riesce a saperlo. Sono veramente svelta. Ma io le assicuro che farò reclamo e poi vedremo. Certamente, ha ragione. Falsificato molto bene. Direi quasi perfetto. Quasi perfetto. Quasi perfetto. Falsificato molto bene. Direi quasi perfetto. Quasi perfetto. Quasi perfetto. Quasi perfetto. Quasi perfetto. Si tratta senz'altro di infarto. L'aereo può ripartire. Completa i dati dei passeggeri. Falsificato molto bene. Direi quasi perfetto. Quasi perfetto. Quasi perfetto. Quasi perfetto. Non credo che l'autopsia sia necessaria. Deciderà il medico. Ecco, la lista è pronta. Signori passaporti, l'aereo riparte. Lufthansa, partenza per Lussemburgo, volo 552, uscita 6. Lufthansa, volo 552. Lufthansa, departure to Luxembourg, flight 552, gate 6. Lufthansa, flight 552. Grazie. Mr. Jacobson! Mr. Jacobson! Mr. Jacobson! Ma li mortacci tua! Ma che fa? La mia auto! La mia auto! Al ladro! Al ladro! Maledizione, ma non c'è un poliziotto! Mi scusi, ingegnere, c'è un signore che desidera parlarle. Va bene. Torno subito, ragazzi. Allora che cosa ha deciso? Quando partiamo? Non prima della prossima settimana, quando avrà riparato lo io. Non vedo l'ora. Tu che ci fai qui? L'aereo è stato bloccato. C'è stato un controllo. Ho avuto paura e sono scappato. Il mio passaporto è rimasto nelle mani della polizia. Allora sei spacciato. Siamo spacciati. Dici davvero? Vorresti trascinarmi con te in questa storia? È più facile che credano a me che a te. Non fa niente. Non ha importanza. Cercherò ancora di aiutarti, come ho sempre fatto. Già. Costringendomi a diventare un assassino. Perché a voi ricchi, a voi che avete i soldi, è permesso tutto. Non è così? Bravo. Vedi, nel mare i pesci piccoli fanno quello che dicono i pesci grossi. Nell'aria sono i rapaci, le aquile che comandano, e qui in terra ci siamo noi, i Micheli. Ascolta, io ti ho dato un bel mucchio di soldi e un bel passaporto nuovo. Grazie a me quel passato che ti pesava tanto sulle spalle ora non esiste più. E adesso che cosa pretenderesti da me? I patti erano chiari, no? Ma sono stato io a rischiare per voi, perché voi non potevate esporvi. Ma se oggi ho ucciso un uomo, è stato lei a sparare. Va bene. Voglio aiutarti anche questa volta. Ti farò avere un nuovo passaporto. Intestato, vediamo, ad Albert Morgan di Filadelfia.
E domani ti farò avere una nuova lettera di credito. Appena pronto il passaporto potrai partire. Neanche così ti sta bene? La polizia e i miei connotati. Ho bisogno di cambiare faccia. E finché non potrò partire, rimarrò in questa casa. Qui? Ma che dici? Sei matto? Perché? Dove potrei andare? E va bene, ti sarò amico fino in fondo. D'accordo, resterai qui. Ora telefono ad Amparo per il passaporto. Che cosa fai? Razza di idiota, vieni via da qui. Ho già detto, era un tipo alto, con i capelli lunghi e castani e con i baffi. Portava gli occhiali scuri. Uno straniero, direi. Potrebbe essere questo? Se non è lui, gli somiglia molto. A che ora è venuto? A mezzogiorno suonavano le sirene per il cambio del turno. E quando ha scoperto il cadavere? Tornando dalla mensa, saranno state le 3. Mi dica, non le risulta che il signor Martini avesse dei nemici o avesse ricevuto delle telefonate o delle lettere minatorie, signorina? Beh, che io sappia, no. No, assolutamente no. Gli volevamo tutti bene. A meno di non pensare ad un movente politico. E sa, coi tempi che corrono. Conoscete un certo Jeff Jacobson? Mai sentito nominare? Chi è? Questo signore. No, mai visto. E lei, signor Calvin? Neanche lei l'ha mai visto? Ecco, non saprei dire. Ma mi pare di no. Come sarebbe? Ti pare di no? O l'hai già visto o non l'hai mai visto? No, sono sicuro di no. Grazie. Se avrò ancora bisogno di voi. Siamo qui. Si può sapere che cavolo ti è preso. Se c'è uno al mondo che non lo conosce sei proprio tu e dai addirittura l'impressione di averlo già incontrato. Ma prova a metterti nei miei panni. Arriva qui un commissario, ci fa un certo nome, ci mostra una fotografia e vuoi che non mi prenda un accidente? Ma perché l'uomo della foto è quello che ha sistemato... Proprio lui. Ah, ma in fondo non c'è ragione di preoccuparsi. Tanto quello ormai se n'è già andato. No, non è potuto partire. Cosa? Non è partito? Ma allora siamo nei guai. Non ancora. Non lo troveranno, vedrai. Sì? Signor Micheli, è arrivato l'ingegner Robinson. Lo faccia salire. Ricevilo tu, io ho da fare. E cerca di controllarti, perché gli interrogatori non sono ancora finiti. Un lavoretto tutt'altro che male, direi. Adesso un ultimo piccolo ritocco. Così. Perfetto. Si guardi, si guardi. Potrebbero prenderla per un notaio, o meglio per un medico, o addirittura per un prete. Va bene, non si scaldi, rimaniamo al professionista. È davvero incredibile. Ora sei veramente Albert Morgan di Filadelfia. Vediamo la giacca. Prova. Bene. Benissimo. Questa è la nuova lettera di credito. Quanto al passaporto passerò oggi stesso da Amparo. Vieni, vediamo la fortuna di Albert Morgan. Vi interessa un affare alquanto redditizio? Certo, siamo qui per questo. L'americano non è riuscito a partire. Ma se l'abbiamo visto noi prendere l'aereo. È qui in città. Allora bisogna farlo fuori. Non sappiamo dove sia nascosto. E poi il pericolo immediato viene da Micheli. Il signor Micheli? Il signor Micheli. Certo, la polizia ha individuato l'americano e lo sta ricercando. Se lo trova, risale facilmente a Micheli e da lui a me. E qui entrate in ballo voi. Una volta eliminato Micheli, la catena si spezza. Non vorrei aver capito male. La sua idea sarebbe di... Sì. Uccidere Micheli.
Bene, signor Colby. Sarà, ma Micheli, l'americano, sono tutte balle. Vuole diventare il solo padrone. E che ci frega? Ma purché vada bene anche a noi. No, non è possibile. Eppure quell'uomo deve sparire. Non è più così facile ottenere un passaporto falso. Però ci sono altri metodi per liberarsi di una persona scomoda. Se vuoi, io posso provvedere. No, voglio che quell'uomo parta. Fa come ti pare. Comunque, io non voglio più entrarci. Con quell'americano è già stato commesso un errore che finirà per coinvolgerci tutti quanti. Lasciami fuori da questa storia. Non voglio più occuparmene. Neanche per aiutare un vecchio amico. Neanche. Un vecchio amico che ti conosce da tanto, tanto tempo. Che vuoi dire? Lo hai capito benissimo. Figlio di puttana. E va bene. Ma la prossima volta... Non ci sarà una prossima volta. Alla salute di una donna veramente di classe. Tra poco avrai il tuo passaporto nuovo di zecca. Solo il tempo di consegnare ad Amparo il solito milioncino. E il biglietto? Domani avrai anche quello. Adesso rientra in casa e non ti muovere dalla tua stanza. A tra poco. Sei sicuro di averlo beccato? Ho sparato un intero caricatore, vuoi che non l'abbia fatto secco? Hai ammazzato pure l'altro? No, non credo. E poi Calvi ci paga solo un morto. Già. Ma chi era quello con Micheli? E che ne so? Forse il cameriere? No, il cameriere lo conosco, è molto più vecchio. Che facciamo? Torniamo a vedere? No, no, ferma. Aspettiamo un po' e vediamo se succede qualcosa. D'accordo. Ecco la macchina. Ma c'è anche Michele. Allora non è morto. Ma dove lo porta? Seguiamolo.
Quello deve essere uno come noi. Il suo lavoro è troppo pulito e non ama la pubblicità. Accidenti, ma è lui, l'americano. Mica stupido, però. Fa sparire il corpo di Micheli per levarsi dai guai. Nei guai però ci siamo noi adesso. Quello ti ha riconosciuto di sicuro. Bisogna toglierlo di mezzo. Aspetta, è troppo lontano. E poi è meglio telefonare prima a Calvi. È cambiato, non sembra nemmeno lui. Dobbiamo continuare a seguirlo, ma stiamo attenti, può essere armato. Pronto, signor Calvi? Sono il mancino, tutto fatto, ma l'americano ha nascosto il corpo. Sì, penso che ci abbia riconosciuti. È come pensavo. Sì, va bene. D'accordo. Scusi, il signor Amparo. Il signor Amparo? Sì, il signor Amparo. In questo momento non c'è, comunque se vuole attendere al bar, per favore. Grazie. Prego. È quello che il barman sta servendo. Scusi, è lei che ha chiesto del signor Amparo? Sì. Non può dire a me quello che desidera? No, devo parlare personalmente col signor Amparo. Mi manda Michele. Il telefono. Sì? Lo manda il signor Micheli. Fallo passare. Venga con me. Grazie. Ah, lei è il signor Amparo. Credevo fosse un uomo. Venga avanti. Chi è lei? Mi manda Micheli. Si accomodi pure, prego.
Mi chiamo Albert Morgan. Sono venuto per il passaporto. Aspettavo il signor Micheli. Beh, il signor Micheli è dovuto partire improvvisamente per affari. D'altronde sono io l'interessato. Strano che non mi abbia telefonato. Comunque, hai il denaro? 1 milione, signor Morgan. E il passaporto? Tra 5 giorni. Ma come tra 5 giorni? Io ne ho bisogno subito. Allora vada a Ponza da un uomo chiamato Lo Spinello. È già informato e ha tutti i suoi dati. Lo Spinello. E dove lo posso trovare? A Ponza. Vada al porto e chieda dello Spinello. Penserà lui a mettersi in contatto con lei. A Ponza, ma io non so nemmeno dove sia. Allora aspetti il ritorno del signor Micheli. Dove porta quest'autobus? Non lo sa, alla prossima fermata il capolinea. Maledizione. Vedi qui. Ma che cafone! Non può entrare. Scusi, dovrei telefonare, è urgente. Faccia presto, avremmo già dovuto chiudere a quest'ora. Questo lo lascio qui, tanto verranno a prenderlo domattina. Sì, va bene. Io ho finito. Posso andare? Certo. Chiudi tu la serranda. Brava. Buonanotte, signore. Buonanotte. Buonanotte. Arrivederci a domani. Proviamo a stringere qui, eh? Sì, così va meglio. Girati. No, qui pende leggermente, ma basta tirarlo su un pochino. È cosa da poco. Per stasera basta, grazie. Di niente. Mi scusi, devo chiudere adesso. Ho detto a lei, deve andarsene.
È di loro che ha tanta paura? Sì, Sono della polizia? la polizia sarebbe già entrata. Che cosa vogliono da lei? Vogliono ammazzarmi. Ammazzarla? Ma allora chiami la polizia. Non posso. Beh, io vado. No, Buonanotte. senti, cara, esci di là, per favore. Va bene. Venga con me. Ci deve essere un'altra uscita, corri, va a vedere. Ecco, qui siamo dall'altra parte. Beh, chi aspetta ad andarsene? Non ho documenti e non conosco nessuno. Aspetti. Salga in macchina. L'isolato è enorme, pieno di portoni. Ci ha fregati quella carogna. Le va bene qui? Ho bisogno di aiuto. Non mi abbandoni anche lei. Lasci entrare prima me. Perché? Chi c'è dentro? Nessuno. Ah, era per quella roba. Ah, ma guardi che io non ci faccio caso. Io sì. Vive sola? Non si vede? Eppure lei non mi convince. Ma di che ha paura? Se avessi voluto tradirla l'avrei fatto prima. Chi deve aver paura sono io. E allora perché mi ha portato qui? È quello che mi domando anch'io. Io non la capisco. E tutto quello che non riesco a capire non mi piace. Beh, forse un motivo c'è perché l'ho fatto. Forse l'ho fatto perché abbiamo qualcosa in comune. Cioè? Siamo soli, tutti e due. Soli dentro. Vuol mangiare qualcosa? Mi dispiace, ma io non cucino quasi mai. Vuole della birra? Ce n'è in frigo. Grazie. Preferisco del latte. Sa cosa le manca in questa casa? Che cosa? Un gatto. Oppure un cane. Magari bastardo. Lei è di quei tipi. Una zitella, vuol dire? No. Mi ha capito benissimo. Sono io il cane bastardo.
Lei mi ha trovato e mi ha raccolto. Lei ha ragione, io avrò torto. Ma è lei che non ha capito niente. Comunque, grazie per avermi aiutato. Come si chiama? Isabel, Buonanotte, Isabella. buonanotte. Commissario, dovete proteggermi. La mia vita è in pericolo. Qui ci sono di mezzo le Brigate Rosse. Le Brigate Rosse? Cerchi di calmarsi, la prego. Si sieda e mi faccia capire. Ma che cosa c'è da capire? Prima ammazzano Mauro Martini. Poi è la volta di Roberto Micheli. Eravamo 3 soci. È chiaro che adesso tocca a me. Che cosa? Micheli è stato ucciso? Ucciso, rapito. Comunque è scomparso da ieri sera. No, un momento. Lei mi ha detto che l'hanno ucciso. Come fa a saperlo? Cerchi di ragionare. Ieri sera è uscito di casa. È rimasto fuori tutta la notte. E questa mattina non è nemmeno andato in fabbrica come ha sempre fatto. Lei come lo spiega questo? Io lo spiego in 1000 modi. Che so, una presenza improvvisa, un appuntamento con una donna. Scusi, Sam, ma mi risulta che il signor Micheli... Lei il suo la sposo- pensi come vuole. Io vi ho avvertiti. Ma se mi succede qualcosa, lei è responsabile. Il maresciallo Pane. Dove sta andando? Al negozio. Ma quale negozio? Al negozio non ci va. Lei verrà con me. E dobbiamo far presto. Venire con lei. Ma che cosa dice? Dove? No, mi dispiace, non è assolutamente possibile. Ma non capisce che non voglio che le facciano del male. E chi dovrebbe farmi del male? Quelli che mi seguono. E da me cosa vogliono? Sapere dove trovarmi. Pensano che lei mi conosca bene. Comunque, fino alla mia partenza, lei non si deve far vedere in giro, intesi? E dopo? Dopo non ci sarà più nessun pericolo. Ce l'hanno solo con me. Andiamo. Ma dove vuole andare? A Ponza. A Ponza? Ma si può sapere che diavolo ci andiamo a fare? Isabel, finché lei è con me non corre nessun pericolo. Mi faccia almeno telefonare al negozio. Dopo. Quei due ci possono piombare addosso da un momento all'altro. Su, avanti, Isabel. Salga. Lei non è di Roma, vero? No, non sono nemmeno italiana, sono francese, di Nancy. Ah, Nancy, quella delle sardine. No, quella è Nantes. Ah, già. E allora mi parli di Nancy? Non c'è granché da dire. I miei genitori mi hanno abbandonata che avevo 10 anni. L'unica cosa che mi ricordo è una piccola piazza dove una vecchina vendeva le crêpe davanti alla scuola. Crepe? Sì, delle crêpe, sono delle frittelle. E lei? Di dov'è? Americano. Americano.
Però parla molto bene italiano. Mi racconti un po' di lei? Sono molti anni che è qui? Sì, che vive in Italia. Sono nato a Denver, nel Colorado, ma anch'io ricordo ben poco della mia città. Ed è là che vuole tornare. E chi lo sa, mi piacerebbe, ma mi sembra ancora tanto lontana. Ma perché deve andare a Pozzo? A cercare quel passaporto che mi permetterà di tornare al mio paese. Parliamo d'altro, vuole? Se preferisci. Lei ha fratelli? Una sorella più grande di me. È una donna in gamba. Sono anni però che non la vedo. Vive nell'interno dell'Australia. Ah, beata lei. Non tanto fino ad oggi. Dopo un'infinità di mestieri ha fatto fortuna. Ora ha un allevamento di panda. Di cosa? Panda, quei piccoli orsacchiotti che al suo paese regalano ai bambini. Non l'ho mai visto. Una faccia così non si dimentica facilmente. Ne sono sicura. Chi era allora l'americano che è venuto da lei ieri sera? No, nessun americano. Falli entrare. Loro dicono che ieri sera lei ha ricevuto uno straniero mandato dal signor Micheli. E con ciò? Prima di tutto non era questo. Poi non so se era straniero. Terzo, è venuto soltanto a dirmi che il signor Micheli non poteva venire da me. Il signor Micheli glielo potrà confermare. Il signor Micheli, vero? Lo stiamo proprio cercando. Non vorrei essere indiscreta, ma perché la vogliono uccidere? Perché per liberarmi da uno sporco ricatto mi sono compromesso. Per questo non posso rivolgermi alla polizia, che anzi mi sta ricercando. Ora quel documento che mi legava a quell'uomo e mi comprometteva sono riuscita a riaverlo. Ma nel frattempo quell'uomo è stato ucciso. E adesso toccherà a me. Mi ha detto di essersi compromesso in uno sporco affare. Ma fino a che punto? Non è cosa che possa interessarla. Mi scusi. E poi ormai è acqua passata. Non parliamone più, la prego. D'accordo. È strano che una donna come lei sia così sola. Ricorda quando le raccontavo della vecchietta che vendeva le crepe davanti alla scuola? Lo sa perché me la ricordo? Perché quelle crepe non le ho mai assaggiate, non me le potevo permettere. E da allora mi è sempre rimasto quel sapore sconosciuto in bocca. Non che abbia molta importanza, ma è stata una bella esperienza per quell'età. Ho lavorato tutta la vita, prima per sopravvivere e dopo per poter vivere. Un giorno mi sono resa conto che era troppo tardi e le crepe non avevano il sapore immaginato. Così ho tirato avanti sempre più sola e sempre più stanca. Se parliamo di crepe, neanch'io me le potevo permettere. Ma le ho assaggiate. Sapesse quante ne ho mangiate. Anche se forse erano di un tipo diverso dalle sue. Ma non mi sono bastate. E allora ho cercato altro. E ho voluto dell'altro. E dell'altro ancora. E se non potevo avere qualcosa, la prendevo con la forza. Con la violenza. E alla fine sono rimasto solo. Anche più solo di lei. E se qualcuno mi cerca, è solo per uccidermi.
Come gli somigliamo? A chi? Ai gabbiani. Cercano la felicità nel boccone migliore, che si contendono giorno per giorno tra i rifiuti che trovano in mare. C'è una vecchia canzone francese che dice Ne tuez pas les goélands. Non uccidere i gabbiani. Già, non uccidere i gabbiani. Come dire, non violentare i deboli. Sono sempre loro, gli intoccabili. I potenti, le aquile, i rapaci, a condizionare la nostra vita. Mi aspetti qui. Per favore, un carpano. Subito, sì. Mi scusi, conosce lo Spinello? Conosce lo Spinello? Si può sapere dove era andata? A telefonare al negozio. Forse ha dimenticato che io lavoro. Ma perché corre tanto? Mi scusi, m'ho fretta. Andiamo. Sì, è bellissimo. No, vediamo se ci facciamo un po' di soldi. Quanto è carino. Può darci ve lo compri. Me lo vendi, eh? Sì, signora. Ecco, va bene così? Grazie. Ciao. Ciao, abbiamo fatta. Guardi com'è bellino, eh? Lo chiamerò... Già, ma non so nemmeno come si chiama lei. Importa molto? Certo che importa. Come devo chiamarla? Ehi, lei? Ehi, lei! Questa volta ti è andata bene. Cerca di non farti più vedere. Vi ripeto che state prendendo un granchio colossale. Voglio parlare con il commissario e voglio che si chiami il mio avvocato.
Commissario, la signora. Una bella gatta da pelare, eh? Però che gatta. Quindi lei conferma la versione che mi ha dato. Per l'ennesima volta le ripeto, quell'uomo non lo conosco. È solo venuto a dirmi che il signor Micheli non poteva venire, è tutto qui. Che ora era? Le 8:30. O le 20:30, se preferisce. Allora, lei ammette che quell'uomo è l'ultima persona che ha visto Micheli vivo. Che intende dire? Che il signor Micheli è stato ucciso ieri sera tra le 7 e le 8. Abbiamo ritrovato il cadavere. Ucciso? Assassinato. Era per comunicarle questo che quell'uomo è venuto da lei? Ma lei vuole scherzare? Io che c'entro? Sì, che c'entra. Perché io potrei incriminarla come complice in omicidio. Che mi risponde? Le rispondo così. Io non dico più una parola se non in presenza del mio avvocato. Lasci stare gli avvocati. Per adesso può andare. Addio, signor commissario. Cioè, mi scusi, arrivederci. Fatto? Tutto a posto, commissario. Perché non mangia? No, grazie, non ho fame. Isabel, non posso partire. E forse non lo potrò mai più. Ma perché adesso parla così? Non ha mica ucciso nessuno. Deve aver fiducia, si sistemerà tutto. Mi ricordo che a Denver da bambino facevo un gioco terribile. Cercavo di far cadere le gocce d'inchiostro sugli insetti che correvano veloci sulle tavole del pavimento. E loro correvano, come impazziti da una parte e dall'altra, e avrebbero voluto saper volare per fuggire. Oggi io sono come uno di quegli insetti. E un giorno o l'altro una goccia mi colpirà. Denver, una casa, un lavoro pulito. Isabella, io non ci riuscirò mai. E invece ci devi riuscire. Ci riuscirai, ne sono convinta. Signore, ho trovato il numero che mi ha chiesto. Ah, sì, bene. Scusa. E io le ripeto di aspettare lì che il nostro uomo si faccia vivo. Prima o poi si metterà in contatto con lei. E non faccia più la sciocchezza di telefonarmi, ha capito? Ma io... Signora, se cerca suo marito è uscito da poco. Uscito? Aveva appena terminato di telefonare, poi è venuto un uomo a cercarlo e sono andati via insieme. E io le ripeto di aspettare lì che il nostro uomo si faccia vivo. Prima o poi si metterà in contatto con lei. E non faccia più la sciocchezza di telefonarmi, ha capito? Ma io... Pane? Rintracciate subito da dove viene la chiamata. Stiamo provvedendo, commissario, e in teleselezione ci vorrà un po' di tempo. Datevi da fare. Metti 2 agenti di sorveglianza alla casa del signor Calvi e che non lo perdano mai d'occhio. Potrebbe essere realmente in pericolo. Va bene, commissario. E fai sorvegliare anche l'ufficio. Signor... Non appena accertata la provenienza della telefonata, mettiti in contatto con il funzionario del posto e passamelo immediatamente. Sì, signore. Questa è la prova definitiva. L'arma che ha ucciso il Micheli è la stessa che ha ucciso il Martini. Una 7,65 con silenziatore. Beh, come avevo supposto. Stessa arma, sicuramente stesso uomo.
perfetto, signor Albert Morgan. La ringrazio tanto, signore. Oh, mi chiami pure lo Spinello, tanto mi chiamano tutti così. Sa, io fumo moltissimo, mi dà la carica, come a uno dei miei vecchi orologi. $300.000. Ma io ho già dato 1 milione. Quelli erano per il passaporto. Questi qui sono per me. Farabutto, delinquente. Americano bastardo, questa me la paghi, frugatelo! Porco vigliacco! Io mi sono pagato, ora pagate lui. Che ti è successo? Chi è stato? Quelli del passaporto. Hanno voluto altro denaro. E il passaporto? No. Il passaporto me l'hanno lasciato. E allora, non è quello che volevi? Sì, ma... Soldi? Per quelli non c'è problema. E così puoi partire tranquillo. Ecco come sei. Meravigliosa. Forse è perché ti voglio bene. Ora mi vuoi bene. Ma quando ci siamo incontrati io ero uno sconosciuto. Eppure mi hai dato una mano. Hai rischiato. Nessun altro lo avrebbe fatto. Il mondo è un lerciume. E io l'ho imparato a mie spese. Io non sono il mondo. Io sono Isabelle. Noi forse non possiamo avere una storia d'amore come gli altri. Abbiamo perso troppo tempo. Ma c'è una cosa che ci resta, noi stessi, così come siamo. Io oggi ho bisogno di te. E se tu vuoi, posso darti ciò che ci renderà felici. Il passato non conta più.
Grazie, signor Albert Morgan. Come? Albert Morgan. Il passaporto, finalmente so come chiamarti. Facciamo benissimo in tempo a tutto. Ho controllato la partenza degli aerei. Passiamo a casa, prendiamo i soldi, facciamo il biglietto e poi non mi resta che accompagnarti all'aeroporto. Ma tu quando mi raggiungerai? Appena sistemate le mie cose. Vieni subito, ho bisogno di te. Subito, non credo sia possibile. Allora fa più in fretta che puoi. Te lo prometto, però non ti aspettare che possa partire molto presto. No, domani. La porta è aperta, come può essere? Ci saranno stati ladri. No, non hanno rubato niente. Sono stati loro. Continuano a cercarmi, quei maledetti. Andiamo. Purtroppo siamo arrivati tardi, signor commissario. Sono partiti questa mattina. Maledizione. Ma, un momento. Perché sono partiti? Quanti erano? L'americano e una donna. Una certa Isabelle Michereau, che ha dichiarato al portiere di essere la moglie. Dal registro dell'albergo risulta che la donna ha dato come residenza abituale Piazza Salerno numero 6. Isabelle Michereau, Piazza Salerno, numero 6. Molto bene, grazie. Provvedi immediatamente. Bene, commissario. Andiamo. Pronto? Fermati, ci sono loro. Che facciamo? Va a piedi fino al negozio. Non ti faranno niente, loro vogliono me. E tu che farai? Proseguo con la macchina. Te la lascerò all'aeroporto. Sta tranquilla. Non mi prenderanno. Telefonami dall'aeroporto. Adesso va. Tranquilla, senza voltarti. Isabella. Allora, seguilo! Ma che vuoi? Ma levati di mezzo, brutto stronzo! Ma vai a farci tua nonna, dai! Ma dove sarà andato a finire? Fiumicino? Certo, all'aeroporto. Torna indietro. La TWA
642, imbarco immediato, uscita 25. TWA announces the departure of flight number 642 for New York. Now boarding at gate number... Pronto, Isabel? Albert, va tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Senti, Isabel, io ti amo, Isabel. Ora ho capito che da soli non si può vivere. È meraviglioso potertelo dire. Non sarai più solo. Io sarò vicino a te sempre. Non ho più tempo, ma devo dirti assolutamente una cosa che non ho avuto il coraggio di dirti. Che cosa? Isabel, io ho ucciso un uomo. Ho ucciso per liberarmi da un gioco che stava per uccidermi. Dovevo dirtelo, capisci? Oddio, perché ti ho incontrata troppo tardi. Ma credimi, Isabel, sto pagando per quello che ho fatto. Sto pagando in modo orribile. E sono pronta a pagare ancora, se tu... No, ti prego, non piangere. Non piangere, altrimenti non posso più spiegarti, parlarti. Prima di partire, devo sapere se potrai mai perdonarmi. Se potrai credere in me, amarmi ancora. Se non potrai, io capirò, Isabel. Capirò. Isabel! Isabel! Isabel, rispondi, ti prego. Isabel! Isabel! Per Dakar, Recife, Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires sono pregati di radunarsi in dogana per le formalità di controllo. Attention s'il vous plaît, tous les voyageurs du vol Air France 052, destination Dakar, Recife, Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, sont priés de se porter dans la salle de départ pour les formalités de contrôle. Ormai non gli potete far più niente. È partito.
È partito. Pronto? Sì? È per lei, commissario, dall'aeroporto. Pronto? È salvo.